Cercavamo di mettere prima con il buon Ray Martino. E allora, signore e signori, senza soluzione di continuità abbiamo la possibilità a questo punto di andare a conoscere quello che è il gruppo che ha vinto la selezione di Arezzo Wave Liguria di quest'anno. Arrivano da Savona. Un grande applauso per gli Studio Nadar. Benvenuti, welcome. Grazie. Allora ragazzi, avete vinto come dire, Arezzo Wave, quindi poi dovrete andare a novembre ad Arezzo, Ad Arezzo, proprio. tra il 6 e il 9, ancora non sappiamo quando. Si fa ancora così, quindi si vincono le selezioni regionali e poi si va ad Arezzo, poi chi lo sa. Quindi siete lanciatissimi. Matteo, dovete già venire qua un po' di tempo fa, poi ci sono state una serie di disguidi. Stasera supereremo, finalmente romperemo il ghiaccio. È la prima volta che suonate a Torino, quindi. Prima volta, sì. Bene, bene. E allora con che brano volete mettere piede qui su Piazza Vittorio? Iniziamo con Demodè, che faceva parte del nostro primo EP. Bellissimo, quindi partiamo subito Demodè con dei ragazzi giovanissimi, ovvero Studio Nadar. Nella semioscurità, in quell'angolo del bar, col tuo assenzio nella mano, ritrovi quel poco di umano. Strane forme si creano, universi indefiniti, pensieri che si accavallano in un gomitolo di lame. Vedo te qui con me, odore di naftalina che avvolge questo viale che sembra rievocare pensieri di questa vita demodea. Luci che proiettano ombre sul ciottolato, frammenti di pietra che ricordano la vita che hai sprecato. Vedo te qui con me, vedo te. Grazie. Studio Nadar, questo era Demodè, il primo brano che abbiamo ascoltato questa sera. Demodè, come in qualche modo, Matteo, anche un po' la tua chitarra, questa Ovation, che un tempo era una chitarra di grido, diciamo, negli anni 80, poi negli anni 90 così è andata, diciamo, un po' nel dimenticatoio.
ma adesso ha delle nuove chance. Tu te la sei, come dire, l'hai ereditata o l'hai cercata? No, l'ho cercata. Ah, l'hai proprio cercata, che ti piaceva il suo suono un po'. Piaceva sia il suono anche la chitarra come forma, diciamo. Come forma, poi particolare, quella c'ha un fregio particolare. Adesso per quelli diciamo proprio addentro è una chitarra particolare perché c'ha la pancia rotonda ed è fatta diciamo così di materia plastica, tipo. Adesso scusa se faccio un po' il Piero Angela della cosa, però a volte magari qualcuno dice dentro la casa dice chissà questa ovation che cos'è, è quella chitarra che indossi tu adesso. Allora, ed è anche la chitarra con la quale suonerete il prossimo brano che, se non ho capito male, cos'è, un singolo che uscirà. No, non ancora, il singolo arriva dopo, questo qua si chiama... Già, ho capito male, arriva dopo. Questo qui è Genesi 7:17. Genesi è un passo dell'Antico Testamento proprio. È un richiamo. Un richiamo, quindi un gruppo anche, diciamo, siete Rastafari voi, come senso. Del resto, il batterista, va bene. Allora, Genesi, adesso non ricordo esattamente qual è il passaggio, Genesi 7:17. 7:17, dobbiamo sull'Antico Testamento. Signore e signori di Studio Nadar al Salotto. Se mi guardi ridere, io sono nascosto dietro ad un muro pieno di crepe. Chiedimi come sto, non sono certo che risponderò. Ho ancora troppe cose da imparare. I miei occhi sono come briciole, piccoli e rossi nel fumo di una serata orribile. Prova a non negare il diluvio universale, di lacrime amare di questo temporale. Prova a non negare il diluvio universale, ma ricordati di respirare. Dicono che da ubriaco il vero carattere di un uomo inizia ad uscire. Io così non t'ho visto mai, cinica e fredda come non sei. Inizia un dialogo dal quale non riesci più ad uscire. E mentre il mondo ti guarda con la faccia un po' storta, tu li guardi a tua volta storcendo la bocca, con la faccia stravolta, con quel ghigno sulla bocca. Chi sbrocca e s'arrocca anche se non ha colpa. Prova a non negare nel diluvio universale, di lacrime amare di questo temporale. Prova a non negare il diluvio universale, ma ricordati di respirare. Prova a non negare il diluvio universale, di lacrime amare di questo temporale. Prova a non negare il diluvio universale, ma ricordati di respirare.
Grazie. Studio Nadar, vincitori di Arezzo Wave, abbiamo detto, Liguria, attenzione mi sta saltando, allora, diciamo vincitori di Arezzo Wave arrivano da Savona e noi abbiamo ascoltato adesso un paio di brani, adesso sto cercando di non so cosa, forse la tua chitarra, attenzione, ok, sono le chitarre che ci abbiamo giustamente a palla. Io vi volevo chiedere, voi arrivate avete più o meno tutti circa 20 anni, no? 25, 24, 23, 29. A scalare, tutti quanti a scalare, comunque, beati voi. Ecco, da Savona, adesso non so se voi ve lo ricordate, se insomma l'avete mai frequentato, MGZ, che era, tu lo conosci, allora lo salutiamo, adesso un po' che io non ho avuto modo di sentirlo, però insomma, perché insomma di gruppi da Savona adesso mi viene in mente soltanto lui, ma sicuramente poi ce ne saranno altri che mi sono perso, però sicuramente insomma, voi avete sicura testa, non ce ne sono tanti, non ce ne sono tanti. Da qualcuno c'è. ci sono reggae tipo i Next Station, gruppi così. Qualcuno? Venus, Venus. vabbè, abbiamo così rimembrato un po' quello che succede dalle vostre parti. Adesso questo sarà il singolo invece che Sarà uscirà. il singolo che uscirà a breve. A breve e uscirà a breve, quindi quest'estate ancora. Sì. Avete realizzato anche un videoclip per questa? Stiamo lavorando sul videoclip. Ci Oh. manca il videoclip e poi uscirà. E poi uscirà, quello è chiaro, quello è l'ultimo tassello diciamo mancante. Va bene, allora ragazzi io vi faccio un grosso in bocca al lupo perché ricordiamolo, sarete poi a novembre ad Arezzo, quindi per le fasi finali, chissà che insomma come dire, tanta merda quando in questi casi, e tra poco vi uscirà il singolo che si intitola Carolina non esiste. Carolina non esiste. Con questo vi diamo l'appuntamento agli Studio Nadar qui al Salotto. Cammina a passi lunghi e ben distesi, non voltarti indietro a guardare le insidie della vita che cercano di portarti con loro nel profondo abisso. Ascolta il respiro leggero del mare, chiudi gli occhi e prova a pensare di essere da solo su una barca in un luogo di mistico silenzio. Ti cercherò tra le radici di questo mondo e cercherò tra le cime delle montagne, cercherò tra le fronde degli alberi, oh musa, io musa, ti cercherò tra i fiumi che scorrono a valle, cercherò tra le pietre scoscese, ti cercherò tra i venti che soffiano, oh musa, nel mondo ti cercherò. Riportami da dove sono venuto, riportami dove ti ho veduta, riporta alla luce questo giorno, musa, ti prego fai ritorno. Riportami da dove sono venuto, riportami dove ti ho veduta, riporta alla luce questo giorno, musa, ti prego fai ritorno. Sola sai come rendere la mia mente come libera da ogni pensiero, in grado di vagare nei campi di questo universo che avevo ormai perso. Il tuo calore inebria la mia mente come l'acqua stordisce la fiamma, ma se prometti di starmi vicina ti sarò fedele sempre nel mio cammino. Cercami tra le foto di un tempo perduto, cercami tra i palazzi di questo paese, cercami tra le piazze di questa città. Oh musa, cercami tra le parole della gente, cercami tra i sospiri nell'aria, cercami tra i venti che soffiano, musa, nel mondo cercami. Riportami da dove sono venuto, riportami dove ti ho veduta, riporta alla luce questo giorno, musa, ti prego fai ritorno. Riportami da dove
sono venuto, riportami dove ti ho veduta, riporta alla luce questo giorno musa, ti prego fai ritorno. Grazie. Studio Nadar, grazie mille. Grazie Grazie a mille voi. ragazzi, un grosso in bocca al lupo per tutto. Grazie. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi sarà il momento dei 2211. A fra poco.